ritrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Eccoci di nuovo insieme anche per questa puntata del mercoledì con il calcio dilettantistico siciliano. Ma vi anticipo subito che sarà oggi una puntata totalmente rivoluzionata perché addirittura in studio abbiamo una ventata di gioventù. Grazie anche ai ragazzini della scuola calcio Pro Calcio di mister Giacomo Priolo che chiaramente è vicino ai suoi ragazzini. Ciao Giacomo, ben trovato. Ciao Ettore. Hai portato una parte dei tanti numerosissimi ragazzini che fanno parte della tua scuola calcio. Anche noi siamo contenti e grazie per l'invito. Allora, partiamo subito da un punto fondamentale. Sono addirittura 3 le location dove voi, insomma, fate attività. Sì, Ettore, sono 3 le location. Abbiamo la sede ufficiale che è quella di Acibona Accorsi, dove facciamo attività agonistica. Bene. Poi abbiamo la sede operativa, quella magari più avanti, che portiamo più avanti nel tempo, che è a San Giovanni la Punta, zona Trappeto. E quest'anno si è aggiunta una terza ed importante anche sede. Sì, diciamo che è il secondo anno come attività, che è ad Aci Sant'Antonio, zona Torchio. Partiamo da un punto anche riguardante la scuola calcio. Da che età parte, sino a quale età voi insomma, seguite con particolare attenzione? Vabbè, la scuola calcio, come tutti ben sanno, si inizia dai 5 anni e magari Sì. diciamo che si è un po' anticipato anche l'anno. Abbiamo anche dei bambini di 4 anni. Ah, addirittura? Sì, sì. Beh, Diciamo, una bella soddisfazione. soddisfazione, ma ci divertiamo con loro. Sino a che età? E abbiamo fino agli under 17 quest'anno, under 16. Come stanno andando quest'anno o siete in un anno di È transizione? un anno di transizione, si deve lavorare. Si deve lavorare. Tra l'altro, insomma, nel tuo gruppo c'è anche un bel team di allenatori, di Sì, giovani sì, allenatori. Giovani allenatori, ecco, hai detto bene, giovani allenatori. Punti sui giovani. Puntiamo sui giovani. Quest'anno, per quanto riguarda la scuola calcio, so che c'è stata tantissima affluenza dopo i 2 anni che vi hanno anche un po' in un certo senso tenuti bloccati. Sì, diciamo che abbiamo dei buoni numeri di ragazzini, ma l'obiettivo principale è quello di farli stare con noi tranquillamente, aggregazione. I numeri per noi non sono importanti. E fate bene a dire questa cosa, perché ultimamente le scuole calcio Sento solo intendono numeri, soltanto sì. un movimento di business, che ci può pure carità, stare, perché per carità. mantenere una scuola calcio ha dei costi, però si guarda anche al di là di quelli che sono i costi. Noi non puntiamo sui numeri, puntiamo sul fatto di fare stare bene i bambini. Allora, racconteremo una parte anche di questa stagione della Pro Calcio e partiamo subito con il campionato di Serie D. Giacomo, hai seguito orientativamente quest'anno il campionato nazionale dilettanti? Sto seguendo il Catania. Allora, partiamo subito con il campionato di Serie D. Si è giocata la 13ª giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Catania batte Città di Aciriale 1-0, Città di Sant'Agata batte Castrovillari 3-1, Licata batte Real Aversa 1925 2-1, Locri 1909 Canicattì 3-1, vittoria fuori casa del Cittanova 3-1 a Paternò. Vittoria anche fuori casa dell'FC Trapani 5-1 a Ragusa. Pareggio tra San Luca e Santa Maria Cilento. Rinviata per Covid la partita mariglianese FC Lamezia Terme. Ed infine pareggio tra Vibonese Calcio e San Cataldese 1-1. In testa la conferma per quanto riguarda la squadra di Giovanni Ferraro. Al primo posto con 35 punti. 22 punti per Vibonese. FC Lamezia Terme e Locri 1909, con 21 Città di Sant'Agata, 20 punti Ragusa Calcio, con 19 Licata Calcio, 18 punti per Castrovillari ed FC Trapani, 16 per il San Luca, 15 per il Real Aversa 1925, 14 Santa Maria Cilento, 13 punti per San Cataldese e Paternò Calcio, 12 per Canicattì, Cittanova e Città di Aciriale. Chiude la classifica la Mariglianese con 3 punti. Ricordiamo che sono 2 le partite da recuperare per la Mariglianese, mentre invece una partita da recuperare per FC Lamezia Terme, FC Trapani, Real Aversa 1925 e Canicattì. Si ritorna in campo domenica 4 dicembre, eccolo qui il tabellino degli incontri: Canicattì Paternò Calcio, Castrovillari Ragusa Calcio, Città di Aciriale Mariglianese, Cittanova Città di Sant'Agata, FC Lamezia Terme Locri 1909, FC Trapani San Luca, Santa Maria Cilento Licata Calcio, Real Aversa 1905 Vibonese Calcio ed infine San Cataldese Catania.
E partiamo proprio da questo Catania che continua a vincere, continua a consolidare la sua prima posizione in classifica, una conferma anche con la vittoria in questo derby interno contro il Città di Aciriale. Non è stata una partita facile secondo te, Giacomo, vero? Non è stata una partita facile, come non saranno tutte le partite non facili, perché sappiamo benissimo com'è il campionato di Serie D. Il Catania ha un organico importante e tecnicamente superiore sicuramente a tutte le altre società, e a livello anche numerico, è equilibrata sotto certi aspetti, perché la Ciriale ha fatto un'ottima partita, si è messa bene in campo, ha chiuso bene gli spazi e ripartivano, hanno avuto anche qualche occasione. Il Catania ha saputo aspettare l'occasione giusta per segnare. È un Catania che diventa sempre più cinico, perché sa benissimo che quando scendono le squadre, soprattutto al Massimino, in molti stanno tutti praticamente sulla difensiva, quindi scardinare la difesa è sempre molto difficile. Non è facile, il Catania ha saputo aspettare, ha avuto l'occasione giusta per fare il gol. Poi sappiamo benissimo come funziona col Catania, al secondo tempo ha dei giocatori che ti fanno spaccano la la partita, perciò alla fine abbiamo visto Russotto quando è entrato che ha cambiato completamente il volto della magari partita. quelle che mancano alle altre squadre. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights e le relative interviste post partita. Ho visto un buon Catania perché non è facile vincere questa partita, perché vincere sempre ogni domenica pensando sempre al risultato e all'obiettivo fa sì che non ci possiamo distrarre mai, questo sicuramente. Abbiamo avuto 3-4 palle gol il secondo tempo con grande ritmo, che forse se eravamo un po' più lucidi, un po' più bravi, un po' di fortuna, sicuramente parlavamo di una partita che stavamo un risultato diverso, però faccio i complimenti alla Cireale perché è uno spirito giusto, ben allenato, una squadra che ha messo bene il campo, si vedeva che loro volevano fare una partita di questo spessore e l'hanno fatta, però noi siamo il Catania, abbiamo vinto e ci godiamo questa vittoria e da martedì si pensa alla prossima. Nel calcio bisogna guardare le classifiche, perché le classifiche è la cosa più importante quando finiscono i campionati, e per questo è quello che sono contento per la squadra, faccio i complimenti a tutti perché questo è lo spirito, e questo è lo spirito soprattutto per la Serie D. In Serie D i campionati si vincono mese di aprile e maggio, per questo non è che siamo Catania e ci pensiamo di poter vincere prima il nostro campionato. Diciamo che il Catania non si può mai distrarre, perché al di là che il Catania l'abbiamo sia la società, sia i tifosi, sia il direttore Lanier e tutti quanti noi. Noi la classifica non la guardiamo, bisogna solo dal martedì alla domenica, pensando solo che il Catania possiamo vincere le partite. Per questo le classifiche diciamo che davvero non le guardiamo, né io come allenatore, perché non è questa né la società, nel pubblico e neanche la stampa, che possiamo pensare che il Catania sta con tanti margini sulla seconda di potersi dire. Bisogna mai abbassare l'asticella, bisogna sempre stare molto concentrati, soprattutto c'ho una rosa importante oggi, abbiamo dimostrato, pensate che oggi ho mandato 4 over mandati in tribuna, cioè non è facile gestire questo gruppo di calciatori. Io come allenatore vorrei poterli far giocare tutti quanti per farli sentire ancora più partecipi, però il Catania questo vuole, bisogna essere tutti quanti concentrati e soprattutto di dare il contributo quando veniamo chiamati. Abbiamo portato a casa questa vittoria, che penso che era la cosa più importante, quindi poi passa in secondo piano se l'ho presa io o non l'ho presa io, questo penso che non conti più di tanto, quindi l'importante è aver portato a casa questa vittoria, che per noi vale triplo, perché è una partita importante, e soprattutto tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi, che è la cosa più importante. Sei praticamente obbligato a vincere ogni domenica, quindi non è mai facile in qualsiasi tipo di categoria, però noi penso che stiamo facendo grandi cose e sappiamo che comunque con i giocatori che abbiamo in rosa possiamo fare cose importanti e dobbiamo continuare così. Come ho detto anche prima, non ci vogliamo sicuramente fermare, quindi la classifica ora penso che sia un po' presto. È normale che sappiamo anche noi che abbiamo tanti punti di vantaggio, ma con questo non sottovalutiamo le partite, quindi noi vogliamo continuare a vincere, poi non sempre magari ci riusciamo, però dobbiamo continuare così e poi magari tra 2 o 3 mesi parliamo di altro. Io sto bene, quindi io mi alleno sempre forte, poi normale il mister fa le sue scelte, siamo una rosa soprattutto davanti con dei giocatori importanti, quindi penso che stiamo facendo tutti alla grande, quindi penso che non ci sia altro da dire.
Continuiamo il nostro tabellino riguardante il girone I del campionato di Serie D. Parliamo adesso del Città di Sant'Agata, ennesima vittoria interna, un 3-1 che permette alla squadra messinese di agganciare la griglia playoff. 3 punti pesantissimi per i ragazzi di Vanzetto che volano in classifica al quinto posto, agganciando con pieno merito la zona playoff. Mattatore del match, la bandiera bianco-azzurra, il capitano, l'uomo simbolo di questa squadra, Giorgio Cicirello, autore di una strepitosa tripletta. L'approccio è la chiave della sfida, subito aggressivo il Sant'Agata che dopo il colpo di testa di Calafiore al settimo di gioco, terminato di poco a lato, i locali la sbloccano 2 minuti più tardi quando Cicirello spinge in rete l'invito di Calafiore facendo esplodere di gioia i tifosi bianco-azzurri e siglando così il suo secondo centro in campionato. Spinge la squadra di casa che per altre 2 volte sfiora il raddoppio, prima con Bonfiglio il cui tentativo ravvicinato trova la risposta di Caruso e poi con Morleo che da posizione centrale spara alto sulla traversa. Raddoppio rimandato comunque al minuto 21 quando il solito Cicirello di testa gira alle spalle del portiere il cross di Morleo per il 2-0 Sant'Agata e che gli vale come doppietta personale. Lo stesso Cicirello ci prova anche al 29esimo, ma il suo tentativo dal limite deviato dalla difesa finisce in angolo. Il capitano del Città di Sant'Agata però fa centro 3 minuti dopo quando riprende un pallone vagante in aria e col sinistro non lascia scampo a Caruso, facendo così Città di Sant'Agata 3, Castrovillari 0. E per Giorgio Cicirello, che giustamente porta a casa il pallone, si tratta del quarto sigillo in campionato e della tripletta personale. Nonostante il pesante passivo, gli ospiti tentano la reazione. Nel finale di primo tempo ci provano con Aslani al 36esimo e al 43esimo e poi con Dorato che trovano però attento l'estremo di casa Curtosi. Nella ripresa il Castrovillari accorcia comunque le distanze quando al minuto 50 il signor Mitti di Savona punisce con il calcio di rigore l'intervento di De Meleon su Dorato e dagli 11 metri Cosenza spiazza Curtosi per il gol dell'1-3. Il Sant'Agata non perde comunque la concentrazione tentando di rimettere a posto le distanze. Al 52esimo il colpo di testa di Calafiore prontamente deviato in angolo da Caruso, poi al minuto 60 Vitale troverebbe la rete del poker ma il direttore di gara annulla per un presunto fuorigioco, mentre all'82esimo Iania calcia a fil di palo da pochi passi. Quindi nel finale di match il Castrovillari prova l'assalto disperato ma prima il tentativo di Bonofiglio scheggia la traversa e poi Moi al 92esimo calcia alto sulla traversa. La 7ª vittoria in campionato consente dunque al Città di Sant'Agata di raggiungere quota 21 punti in classifica e di volare al quinto posto playoff. Anche la squadra di Pippo Romano riesce a vincere in casa, una partita certamente non facile contro il Real Aversa. Un Licata, Giacomo, che conferma un'intelaiatura tutta giovanile, a dimostrazione che in società hanno l'obiettivo di creare i loro campioncini in casa, ed è un Licata che, diciamolo pure, in Serie D potrebbe anche non starci. Sì, Ettore, Licata, sì, la piazza la conosciamo, è una piazza importante. Però se l'obiettivo diciamo, momentaneo è quello di far crescere i ragazzi del proprio settore è una gran bella cosa, con la speranza che Licata ritorni pure in piazze che competono. Tra l'altro sottolineiamo che proprio nei campionati dilettantistici le squadre investono pochissimo nei settori giovanili, Giacomo, ma com'è possibile tutto ciò? Non ti riesco a dare una risposta precisa, si punta direttamente al risultato e si lavora poco con i giovani. Anche perché poi i giovani li vanno ad acquistare in altri settori con dei costi considerevoli. Diciamo che è strana sta cosa, ma funziona così da anni. È vero, soprattutto qui in Sicilia. Soprattutto in Sicilia. Sta andando male certamente il Paternò di Peppe Pagana, da qualche settimana pochi punti per quanto riguarda la loro già deficitaria classifica. Sono già partite le immagini di questa sconfitta interna contro il Cittanova. Giacomo, un Paternò che invece proprio per tradizione ha sempre avuto dei buoni settori giovanili.
Ettore, ti ricordo che non è semplice organizzarsi e ripartire, usciamo da 2 anni difficili e non è facile avere sempre diciamo, dei momenti importanti o organizzazione con delle squadre che possono competere. Sono dei campionati che lasciano il tempo che trovano e perciò le difficoltà stanno dietro l'angolo. Voi quest'anno fate anche il campionato juniores oppure ci avete rinunciato? No, l'anno scorso abbiamo provato a fare una prima squadra con tutti i giovani, è andata anche abbastanza Sì. bene, però per necessità e anche organizzazione ho preferito fare un passo indietro e ricominciare fino all'agonistica per vedere poi più avanti se possiamo fare qualcosa di interessante, ma con i giovani. E concludiamo la parentesi dedicata al campionato di Serie D con la Vibonese Calcio, la Vibonese di Modica, che attualmente, grazie anche al fatto che l'FC La Mezza Terme è stata fermata purtroppo per Covid nella partita contro il Mariglianese, attualmente è al secondo posto. Certamente i giochi sembrerebbero però già fatti per il risultato finale di questo girone. Allora, i giochi sembrano fatti, però lasciamo il tempo che trova e il Catania deve continuare il percorso a sé. Le altre squadre sicuramente si giocheranno per arrivare a una posizione migliore, la seconda posizione diciamo che è importante per un eventuale ripescaggio. Certo. Tra l'altro molti colleghi che sono venuti qui a penalty hanno sempre sottolineato che purtroppo in Serie D non ci sono i playoff che ti danno la possibilità di ambire ad un altro posto in Lega Pro. Diciamo è importante dare possibilità alle società, in questo caso vede nel girone del Catania, di avere un'opportunità. Anche perché investono. Investono abbastanza e poi magari si perdono col tempo perché le spese sono abbastanza importanti. Soprattutto in Serie D, direi io. D. Guardiamoci le interviste post partita dopo il pareggio fuori casa della San Cataldese proprio contro la Vibonese. La partita si è conclusa 1-1. Sapevamo di affrontare la terza in classifica, una squadra che gioca molto ma molto bene. Giacomo sta facendo un lavoro straordinario, le qualità tecniche, l'organizzazione, ma noi abbiamo avuto la pazienza, abbiamo difeso bene, abbiamo attaccato alto, l'abbiamo messo in difficoltà, sicuramente il campo pesante, poi alla fine un po' di stanchezza si è sentita, però i miei ragazzi devo fare i complimenti. Un'altra prestazione come le ultime 5, una prestazione importante con un avversario importante, un punto importante, se erano 3 erano meglio, però credo che la Vibonese non ha rubato nulla, credo che ha fatto una partita d'attacco, hanno prodotto e sicuramente alla fine quel cambio che ha allungato di 30 secondi la partita ci ha castigati, però credo che noi continuiamo per la nostra strada, sappiamo che continuando così ci possiamo togliere da questa bassa classifica, abbiamo fatto un altro passo in avanti, abbiamo superato delle squadre e continuiamo. Io sono contento di quello che stanno facendo. Dispiace perché mancavano 30 secondi, erano 2 punti importantissimi per la classifica, però non posso rimproverare nulla. Io credo che stanno lavorando alla grande, meritavano un risultato importante, però io dico che il pari a Vibo è un risultato importante. Non so quante squadre verranno qui a fare punti. Ho avuto fortuna nel fare il gol alla fine, ma secondo me abbiamo fatto una grande prestazione e meritavamo già molto prima di fare risultato pieno, non lasciare i 2 punti come è successo in altre circostanze, però mi prendo di buono la prestazione fatta dai ragazzi, hanno sempre creduto su quello che facevano dentro il campo, alla fine siamo stati premiati dopo aver profuso tanto impegno, tanto sforzo a livello energetico e a livello di testa, perché ribaltare questo risultato non sarebbe stato facile, perché più passava il tempo e più diventava complicato, quindi alla fine siamo riusciti a prendere il punto, lo prendiamo con grande piacere, anche se c'è il rammarico di averne lasciate altre 2, perché sull'economia dei 95 minuti abbiamo subito un tiro in porta, quindi la dice tutta e abbiamo fatto il nostro dovere appieno, anche se come vedi il calcio è bello per questo. Nel momento in cui dovevamo andare sopra noi abbiamo sbagliato il rigore e poi
una prima occasione che sono scappati hanno fatto gol. Cioè, è il fascino, la bellezza di questo nostro lavoro. Abbiamo dunque concluso la prima parte della nostra trasmissione. Tra l'altro, come ho anticipato proprio in apertura, abbiamo in studio una ventata di gioventù con i ragazzini della scuola calcio Pro Calcio di Catania, con mister Giacomo Priolo. Tra poco li andremo a conoscere. Questi ragazzi fanno parte esattamente di quale categorie? Abbiamo under 17, under 16 e under 15 e poi abbiamo la nostra mascotte. La vostra mascotte che tra l'altro ho saputo è un fan di Lukaku, che non sta andando neanche tanto bene qui ai mondiali. E dicevo, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo anche dei 2 gironi del campionato di eccellenza e poi conosceremo anche i ragazzini della Pro Calcio. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte. www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete con 7 Gold, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il consueto appuntamento del mercoledì alle ore 13 sul canale 15 proprio di 7 Gold. Voglio anche ricordarvi che domani invece saremo in versione on demand sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e anche sul canale Facebook con la parentesi dedicata al campionato di promozione e ai 6 gironi del campionato di prima categoria. Parliamo adesso invece di eccellenza e lo facciamo subito con il girone A. Dodicesima giornata per quanto riguarda il campionato di eccellenza, guardiamo subito i risultati. Nuova Città di Gela batte Parmonval 1-0. Akragas 2018 batte Cus Palermo 3-1, Casteldaccia Don Carlo Misilmeri 1-1, Profavara Castellammare 0-0, Unitas Sciacca batte Mazzarese Punto 4-0, Mazzara Calcio che pareggia in casa con la Leonfortese 1-1, Nis FC batte Resultana San Lorenzo 3-1 ed infine Enna Calcio batte Oratorio San Cile e San Giorgio 2-1. Vince soltanto l'Akragas mentre è ferma al palo la Don Carlo Misilmeri, immutata dunque la testa di questo girone A del campionato di eccellenza, guidata ancora una volta dalla squadra di Nicola Terranova. Akragas con 30 punti, con 26 Don Carlo Misilmeri, 25 Profavara, 23 Enna Calcio, con 22 Unitas Sciacca, Mazzara Calcio, con 20 Mazzarese Punto 2, 16 per il Casteldaccia, 15 punti Nis FC e Castellammare, con 12 punti Oratorio San Cile e San Giorgio, 11 punti per la Leonfortese, 7 per Resultana San Lorenzo e Cus Palermo, 6 punti la Nuova Città di Gela, chiude la classifica la Parmonval con 4 punti. Beh, se nel campionato di Serie D i settori giovanili certamente non sono super seguiti e super valorizzati, secondo te invece in eccellenza c'è un po' più di movimento, un po' più di predisposizione a cercare di invogliare i ragazzini a far parte delle scuole calcio? Beh, scuole calcio, tutte quelle che hanno scuole calcio cercano di invogliare e magari promettono di portarli in prima squadra o qualcuno investe sui ragazzi per portarli in prima squadra, ma anche lì c'è qualcosa che secondo me si deve sistemare. Anche perché nel campionato di eccellenza, sia nel girone A che nel girone B, molte città fanno parte di questa categoria, Agrigento, Caltanissetta, la stessa Enna, Siracusa, ed è effettivamente molto strano come in questi grossi centri i settori giovanili poi alla fine non sono per niente valorizzati. Ettore, può essere che dipenda anche da una questione di campi, di persone che magari possono dedicare il tempo al settore giovanile, perché guarda che dietro c'è un lavoro importante. Lo immagino. Non è così semplice gestire e valorizzare lavoro i ragazzi. Quotidiano tra l'altro. Quotidiano H24. Immagino. Abbiamo parlato poc'anzi dell'Akragas, un Akragas che si sbarazza del Cus Palermo con un perentorio 3-1 e conferma di essere leader di questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo gli highlights e l'intervista post partita. Le solite partite dell'Akragas, questo lo dico dall'inizio, questo sarà un campionato dove le partite saranno tutte sofferte. Quando si vince con sofferenza aumenta l'autostima nella squadra. Faccio complimenti ai ragazzi che hanno cercato sin da subito il vantaggio, l'hanno trovato, forse abbiamo abbassato la guardia proprio quando pensavamo che la partita fosse chiusa, abbiamo preso il rigore. È la seconda partita in casa che senza subire tiri d'azione dallo specchio della porta subiamo 2 gol. Siamo stati bravi di nuovo a reagire all'ennesimo risultato che secondo me non dava ragione a quelle che era la mole di gioco che stava proponendo l'Akragas e poi alla fine, trovato il gol del 2-1, abbiamo bissato la vittoria. Cerchiamo sempre noi allenatori di motivare i ragazzi, ho cercato di dare serenità, di dire che bisognava continuare per come avevamo iniziato la partita, dovevamo cambiare alcune situazioni che avevamo preparato durante la settimana, anche se è stato difficile perché è stata la prima settimana in cui non ci siamo allenati a Lesseneto, dove sicuramente abbiamo provato poco,
La formazione di oggi, quella iniziale, l'abbiamo fatta in funzione a 4 mesi di allenamento che abbiamo fatto fino ad oggi. Sono contento della risposta che mi hanno dato quelli che hanno giocato meno fino a questo momento, almeno dall'inizio. Dobbiamo continuare così, il campionato è un campionato tosto, un campionato che si deciderà nelle ultime giornate. Direi una vittoria limpida in un campo sporco. Perché la vittoria non ci sono dubbi sulla vittoria. Per noi l'unico pensiero che abbiamo in questo momento è recuperare le energie, domani tornare ad allenarci e pensare al Meselmeri. Poi a Lenna ci saranno altri 3-4 giorni per preparare la partita di Enna. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Non vogliamo fare assolutamente nessuna critica, sottolineiamola questa cosa, Giacomo, però è anche vero che ci sorprende il fatto che grossi centri non hanno grosse realtà giovanili. Infatti ho sottolineato che dietro c'è un lavoro importante e bisogna valorizzare soprattutto i giovani, ma con un programma più che progetto che deve andare col tempo e portare i ragazzi in prima squadra. Si deve avere coraggio di portare i ragazzini in prima squadra. Molti allenatori non ce l'hanno questo coraggio. Ma sai benissimo, in quelle categorie conta il risultato, non conta la crescita del ragazzo, perciò molti allenatori che non aspettano. Non possono aspettare. È vero, è vero, è vero. Continuiamo la rassegna su questo girone B del campionato di eccellenza e adesso ci guardiamo il servizio della vittoria dell'Enna 2-1 contro l'Oratorio San Ciro e San Giorgio. Al Comunale di Marineo in scena la 12ª giornata del campionato di eccellenza siciliana. L'Enna di mister Strano, reduce dal rinvio dell'ultima sfida a causa nebbia contro il Casteldaccia, rende visita al Marineo che invece si è affermato sul campo del Cus Palermo per 2-0. Dirige l'incontro il signor Kindamo della sezione di Como all'8º. Prima azione di gioco di marca Enna con Amaya che resiste a una carica, calcia in porta, in 2 tempi fa sua la sfera Sesai, reazione del Marineo al minuto 17 e Rama che sfiora il gol. Questa bella azione personale, il suo fendente Sibila vicino al palo. Poco dopo la mezz'ora la punizione insidiosa è di Mustacciolo, percorre un brivido lungo la schiena di Caruso, si complica ulteriormente la situazione in casa Enna. Amaya si lascia andare alle proteste verso il direttore di gara Comasco e cede un po' troppo, 2 gialli, conseguente rosso ed Enna in 10 uomini. Dopo 35 minuti di gioco non valgono a nulla le proteste dell'attaccante argentino. Va in archivio così una prima frazione di gioco complicata, avara anche di emozioni da rete, passando con le nostre immagini a cura di Antonio Caroè al film della ripresa. Cambia l'inerzia di questa sfida nonostante l'inferiorità numerica, attacca la formazione di mister Strano con l'appoggio per Caronia. Sesai si allunga e fa suo il pallone, costretto ad alzare bandiera bianca. Zappalà al suo posto dentro di Dio. Minuto 55. Strano apre a sinistra per Biccio Arcidiacono, la sovrapposizione dell'ex Messina e Giarre, un occhio in mezzo, il cross di Arcidiacono per Agudiaco di testa che porta in vantaggio l'Enna. 55esimo, il Toro Agudiaco con questa esultanza dimostra tutta la sua personalità e porta in vantaggio l'Enna nonostante l'uomo in meno. La reazione del Marineo non tarda ad arrivare con Fuschi che sfonda a sinistra, mette in mezzo il miracolo sul quasi autogol da parte di Dio. 70esimo, continua a offendere il Marineo, servono però i riflessi di Caruso per difendere il risultato.
padroni di casa che lamentano anche un calcio di rigore al 72esimo per tocco di Scaletta su Sainey, lascia proseguire il direttore di gara, ancora cambi intanto con Prestia che fa il suo ingresso in campo al posto di Arcidiacono, sarà protagonista dell'azione seguente avviata dal rinvio di Sessa. Allora Caronia scappa, può sfruttare ora le sue frecce in campo aperto, Lenna, Prestia dà uno sguardo in mezzo per l'inserimento di Ivan Agudiak all'incrocio, 2-0 Enna, un argentino in quel di Marineo spacca la partita, doppietta, un super gol, un cioccolatino di Prestia solo da scartare, lo fa al meglio il numero 9 di Mister Strano che porta sul doppio vantaggio Lenna nonostante l'inferiorità numerica. Caruso che però viene chiamato seguentemente alla doppia respinta sulla solida azione personale da parte di Fuschi dentro la Vardera e Nicosia per Strano e Scaletta. Minuto 89, primo errore di questa sfida da parte di Caruso che tocca Rama, indica il dischetto del calcio di rigore, il fischietto comasco, conseguente ammonizione per l'estremo difensore ennese. Dagli 11 metri si presenta Maggio che va con un destro, fa un buco alla porta dell'Enna, riaccende le speranze per il Marineo che si riversa in avanti per l'ultima azione, anche se sa in area di rigore smanaccia Caruso, triplice fischio del direttore di gara. Enna che si impone a Marineo grazie alla doppietta del Toro Ivan Agudiak, solo per gli almanacchi la rete di Maggio nel finale. Enna che sale a quota 23 punti a meno 7 dalla vetta con una gara da recuperare. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. In questo girone conferma dunque per l'Akragas, ma è anche vero che alle sue spalle spingono altre realtà, la Don Carlo Misilmeri, la stessa Enna, Pro Favara. Secondo te come andrà a finire? L'Akragas insomma è da 2 anni che cerca disperatamente di uscire fuori da questo incubo dell'eccellenza. Non lo so come andrà a finire, secondo me dobbiamo aspettare questo periodo. Diciamo, c'è il calciomercato. Il calciomercato e qualche società che molla. Lì, tra l'altro ha mollato proprio la Mazzarese in questo girone. E lì sai benissimo che questo periodo è importante, la squadra che magari è più competitiva, più organizzata, sicuramente la spunterà. È vero, è vero. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone B. Anche qui 12ª giornata di andata, subito il tabellino dei risultati, Città di Comiso, Ionica FC 1-1, pareggio tra Città di Taormina e Santa Croce, 3-0 della Leonzo 1909 contro l'SC Palazzolo. Vittoria fuori casa importantissima per il Modica, 1-0 contro la Virtus Ispica 2020. Mazzarone Calcio batte Nebros 2-0. Nuova Igea Virtus batte Real Siracusa Belvedere 5-3. Rocca Acquedolcese batte Milazzo 2-0. Rinviata oggi pomeriggio la partita tra Siracusa Calcio e Città di Acicatena. Anche qui abbiamo la conferma per quanto riguarda la squadra messinese della Nuova Igea Virtus, al primo posto con 28 punti, 26 per il Modica Calcio, 25 Città di Taormina, 24 Rocca Acquedolcese, con 20 punti la Leonzo 1909, 19 per Nebros, con 17 punti il Siracusa Calcio, 16 punti Ionica FC, 15 punti Real Siracusa Belvedere, Mazzarone Calcio e Santa Croce, 11 punti Città di Comiso, 10 per il Milazzo, 9 punti Virtus Ispica 2020, 6 punti SC Palazzolo, chiude la classifica il Città di Acicatena con 4 punti. Ricordiamo che Siracusa Calcio e Città di Acicatena hanno una partita in meno.
Mi sembra un po' più equilibrato questo girone B rispetto al girone A, forse perché sono meno le squadre interessate a vincerlo. Su tutti indubbiamente questa Igea Virtus, che sembrerebbe insomma pronta per questo salto. Tra l'altro è da un paio di anni che tentano di portare avanti un nuovo progetto in Serie D, però sganciarsi dall'eccellenza è sempre molto difficile. Certo. È anche vero tra l'altro che in questo girone al secondo posto troviamo il Modica, al terzo il Città di Taormina, che invece il settore giovanile lo cura tantissimo. Sembra proprio sì, è una bellissima realtà. Una bellissima realtà, so sì. che proprio investono sotto questo punto di vista. Sì, ho visto anche io questo. Abbiamo incontrato domenica con È andata male? È andata maluccio. Non vogliamo sapere il risultato, risultato conta poco, diciamo sempre questo, però poi alla fine se si perde dispiace sempre, giusto? Dispiace, però ripeto. È il gioco del calcio. Magari si cresce così. Poi tra l'altro sottolineiamo anche che sono molte le scuole calcio che lavorano in campi ridotti, mentre invece secondo me si dovrebbe già, anche a partire dai giovanissimi in modo particolare, lavorare già in campi dalle dimensioni normali. Noi abbiamo la possibilità. Voi avete la possibilità, sì, ma tante altre no. Riusciamo ad avere lo spazio nostro e abbiamo la fortuna di avere il campo tutto per noi, però ho notato benissimo che in giro c'è molta difficoltà, spazi ridotti e tempi brevi. Abbiamo parlato delle società messinesi, allora possiamo senz'altro sottolineare che per esempio in questo girone B del campionato di eccellenza il Rocca Acquedolcese sta disputando veramente una grandissima stagione, tra l'altro da neopromossa. Guardiamoci il servizio della sua vittoria 2-0 contro il Milazzo. Con un gol per tempo, l'11 di Palmeri mette in cascina altri 3 punti pesantissimi per la classifica, confermandosi in piena zona playoff. In un match molto combattuto, dove poche sono state le emozioni, i locali la sbloccano al primo tentativo, quando al minuto 4 il solito Peppe Mazzuf gira in porta l'assist di Chimo, spianando i suoi la strada verso la vittoria. Per l'attaccante classe 2000 si tratta della 4ª rete in campionato. Il gol galvanizza i padroni di casa, ma per vedere una nuova occasione bisogna attendere la mezz'ora di gioco, con Cangemi che penetra in area rossoblu senza riuscire però a superare lo Monaco. Poi il Milazzo ci prova con Mondello, la cui punizione deviata trova la parata di Caserta, e subito dopo con Cari che di testa manda alto sulla traversa il cross del solito Mondello. Prima dell'intervallo però è il Rocca Acquedolcese a rendersi minaccioso con il piazzato di Zingales, messo in angolo dallo Monaco. La ripresa si apre subito con le vibranti proteste del Milazzo, che vorrebbe il calcio di rigore per un tocco di mano in area di Agolli, ma il direttore di gara dice di no, tra lo stupore dei rossoblù, così dalla possibilità di poter rimettere in equilibrio il match. Al minuto 57 arriva invece il raddoppio dei locali, quando l'ex della gara Paolo Genovese spedisce alle spalle di Lo Monaco il servizio di Peppe Mazzuf, facendo così Rocca Acquedolcese 2 Milazzo 0, e per il bomber di casa si tratta dell'8ª rete in campionato. 10 minuti più tardi la gara del Milazzo si complica ancora di più, quando l'arbitro senza esitazioni mostra il rosso diretto al neoentrato Scarmato, lasciando il rossoblù in 10 uomini. I padroni di casa tentano di approfittarne, ma prima Agolli è fermato tempestivamente dallo Monaco, e poi Giutta ritrova sulla sua strada ancora un super Lo Monaco a sbarrargli la via del gol. La 7ª vittoria in campionato proietta il Rocca Acquedolcese al 4º posto a quota 24 punti e a -4 dalla vetta della classifica, mentre il Milazzo rimane fermo a quota 10 punti in piena bagarre play-out e a -5 dalla quota salvezza. Abbiamo dunque parlato sia del girone A che del girone B del campionato di eccellenza, ed arriva puntuale la cartolina di Giampaolo Montineri. Ciao Gol TV, ciao Ettore. L'impetuosità del mare ed è proprio la forza della natura e dei venti di questo weekend che è passato. Una Sicilia divisa in due dal punto di vista climatico, con dei disagi. Punto di critica è venuto fuori. I comitati provinciali
hanno dichiarato nullo il weekend, hanno rinviato tutte le partite di terza categoria e di molte categorie giovanili. Il comitato regionale lascia la libertà di scelta, ma per un motivo, perché nella Sicilia comunque il clima non era così impetuoso in modo totale. Quindi ci sono state partite rinviate, partite giocate e comunque molti scontenti, perché i campi in alcune circostanze erano veramente pesanti, però insomma la pesantezza non preclude l'attività, come il famoso fango e gloria, rugby e tutti gli altri sport dove hanno bisogno spesso della pesantezza per essere più spettacolari. La pesantezza sta per finire, l'insofferenza di molte società, di molti giocatori nel rimanere legati. Questo è il weekend che apre il calciomercato e quindi è il free andar via, è l'insofferenza che finisce, è lo stato d'animo di chi si sente libero e che sgancia la catena. Però non sarà così facile, di sicuro ci sono tante trattative sommerse, tante attese, vedremo in questo weekend cosa succederà negli allenamenti, ma soprattutto già domenica prossima comunque vedremo, dalla prima domenica di dicembre vedremo le distinte, che sono gli elenchi ufficiali di chi va in campo. Cosa ci ha portato in dono questo weekend? Parto da qualche giorno prima, dal comunicato del Milazzo e da quella immagine, che a me non è piaciuta assolutamente, del gagliardetto del Milazzo nel cestino dei rifiuti dello spogliatoio della squadra ospitata, ovvero il Siracusa. Errore madornale, qualcuno li deve pagare dazio di esposizione mediatica, che non è soltanto ormai il gesto inconsulto, anche questo è un gesto inconsulto, è un gesto di cattiva educazione, non cattiva abitudine. Il gagliardetto è una cosa seria, è una cosa che vengono rubati per averli. Il gagliardetto è un grazie, il gagliardetto è un simbolo, è uno scambio di lealtà sportiva, di fedeltà, di attività degli altri. Quindi ancora oggi la squadra del Siracusa non ha trovato un colpevole. Beh, è la società ad essere responsabile, perché se non sei in grado di gestire questi passaggi, allora hai grandi difficoltà di gestire tutto il resto, e non me ne voglia il presidente Montagno. Se hai delle risorse che non ti danno questa prospettiva che tu vuoi, allora cambia le risorse, azzera il tutto. A questo punto fai in questo modo, non è sempre l'allenatore ad essere sostituito, e soprattutto inizia a verificare uno status educativo dell'essere umano, atleta o dirigente che sia. Se non sei d'accordo con i miei principi, facciamos bare, batin. A me non è piaciuto completamente e lo dico qui a Gold TV. Per quanto riguarda il weekend giocato, raga, nella partita che si giocherà mercoledì dopo la nostra trasmissione, se il Siracusa vince con la Cicatena, lo dico se perché è condizionale, io ho indovinato tutti i pronostici del girone B di eccellenza, quindi ho già capito come andrà a finire e ve lo dirò poi in un secondo tempo. Per quanto riguarda l'eccellenza, girone A, il colpo vero l'ha fatto il GLFC, la prima vittoria. Non si sa mai cosa si ha dentro l'animo di insofferenza, cosa che ha insofferenza nel girone B il Palazzolo. Grande Modica, fuori casa è una squadra che comunque gioca e vince, dentro casa deve trovare, però ecco, la vera squadra che può veramente impensierire la vittoria finale alla corsa del Taormina, alla corsa dell'Igea, è proprio il Modica. E quindi aspettiamoci i colpi, ma vi dico, date un'occhiata a quello che sarà la domenica di dicembre, la prima, perché fino al 18 ancora ci sono 3 partite e si chiuderanno il giro di andata. Già questa domenica che verrà, mamma mia come dice un grande personaggio della nostra comicità contemporanea italiana, e dietro il vento sposta gli equilibri. Il campo non lo so, col mercato. Ciao dal Monte! Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte.
www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Grazie a Giampaolo Montineri, come al solito sempre molto ficcante e anche molto originale il suo commento sul campionato di eccellenza. E adesso è arrivato il momento di conoscere un po' più da vicino i protagonisti che per adesso sono stati silenziosi nel nostro studio. Parliamo dei piccoli della scuola calcio Pro Calcio di Giacomo Priolo. Allora Giacomo, ho visto che hai portato una rappresentanza, la andiamo subito a conoscere. Il tuo nome? Francesco. Francesco, età? 14 anni. Bene, e che ruolo sei? Centrocampista. Centrocampista. Che categoria? Under 15. Come sta andando quest'anno? Bene. Non vi potete lamentare. È una squadra nuova oppure No, già da no. qualche anno state insieme? No, sono venuto quest'anno in questa nuova società. E come ti stai trovando? Molto bene. Mister Priolo è un mister in gamba. Molto bravo, mister Priolo, bravo. Sentiamo quello che c'è accanto. Ti chiami? Manuel. Manuel. Età? 13 anni. 13 anni. Il ruolo? Terzino sinistro. Bene. Con che categoria giochi? Under 15 provinciale. Provinciale. Come sta andando quest'anno la stagione? Abbastanza bene. Sei titolare o fai parte di un gruppo? Diciamo. Diciamo che sei titolare. Alterna. Alterna, ed è giusto così. Mentre invece tu ti chiami? Mattia. Mattia. Età? 15. 15 anni, Mattia. Sei un po' più grande di loro addirittura. Sì. Bene. E che categoria? Under 16 regionale. Regionale, quindi attenzione che il campionato regionale è un campionato sempre molto difficile, c'è più impegno, c'è più decisione da mettere in ogni palla, in ogni contrasto. Che allenamenti fate? Duri oppure vi divertite? Siete un bel gruppo? Abbastanza duri. Un po' più vicino al Abbastanza duri. Perfetto. E passiamo il microfono al tuo compagno di squadra? Siete compagni di squadra? Età? 15 anni. 15 anni. Ruolo? Attaccante. Attaccante. Quanti gol quest'anno? Ancora non ho trovato la strada del gol. Neanche un gol? Ahimè, attenzione che un centravanti i gol li deve fare, perché se non si fanno i gol non si va da nessuna parte. Dico bene, mister? Benissimo. Andiamo avanti. Il tuo nome invece? Fabrizio. Fabrizio. Età? 15 anni. 15 anni. Quindi siete tutti quasi della stessa squadra? Sì, noi tre facciamo parte della Perfetto. stessa Che ruolo? Trequartista. Trequartista. Trequartista numero 10, a ridosso 7. delle punte, a giochi esterno. No, gioco centrale dietro la punta. Però vuoi giocare col 7. Va bene, è giusto che sia, ognuno Sì. ha la sua fantasia. È il primo anno che giochi con loro oppure già da No, il qualche secondo. anno? Ti trovi bene? Sì. Perfetto. Abbastanza. Passiamo il microfonino al dinamitardo del gruppo, che tra l'altro ho saputo è anche la mascotte, della squadra. È tutto. Allora, possiamo sapere il tuo nome? Gioele. Gioele. Quanti anni hai? 8. 8 anni. Ma mi hanno pure detto che il tuo grande giocatore del cuore si chiama Lukaku. Sì. Oppure hai cambiato? Ho cambiato. Hai cambiato. E adesso con chi? Messi. Con Messi, vabbè. Poi Lukaku. Dopo Lukaku, prima c'è Messi, perfetto. Ho cambiato. Hai fatto gol quest'anno? Sì. Ah, bene. Quanti? Tipo massimo quadripletta. Ah, 4 gol addirittura. Insomma, hai un bomber, dal sicuro avvenire. Andiamo avanti, passiamo l'altro microfono. Aspetta, voleva ringraziare qualcuno? Salutare. Ah, volevi salutare? Di iniziativa. Chi volevi salutare? Tutta la mia famiglia e tutti i miei amici. i miei vari Bene, amici. bravo. Mi ricordo il tuo nome? Gioele. Gioele, perfetto. Grazie a Gioele, per niente timido. Invece il tuo nome? Giovanni. Giovanni, quanti anni hai? 10. 10 anni, quindi sei un po' più piccolo rispetto ai tuoi compagnetti che è qui accanto. Giovanissimo, Sì. dei giovanissimi, allora No, fai parte Pulcini. dei Pulcini. È il primo anno che giochi con loro? No, il secondo. Il secondo. Come ti trovi? Bene. Che ruolo? Difensore centrale. Difensore centrale. Attenzione perché Giacomo, io penso che l'assegnazione dei ruoli è sempre una cosa difficile, soprattutto in queste categorie. Questa età è difficile, però magari piano piano cerchiamo di capire il ruolo che può Soprattutto avere. dove si divertono, no? Dove si diverte. Però lui è portato a giocare dietro, è un esterno sinistro, ma si è adattato adesso, vuole fare il difensore centrale. I difensori centrali servono e lo abbiamo messo molto volentieri dietro. Bene.
Questa è soltanto una parte della tua enorme scuola calcio che, vogliamo ricordare, sviluppa in 3 location tutta la sua attività. Sì. Abbiamo detto il centro base dovrebbe essere, se non sbaglio, quello di Trappeto San Giovanni La Punta. Il T-Sport Club. Benissimo. Poi avete anche un'altra location ad Aci Sant'Antonio. Torchio. E poi soprattutto l'agonistica, che è importante perché disponete in questo caso anche di tutto il campo, giusto? Disponiamo Ad Aci Bonaccorsi. Bonaccorsi. Disponibilità dei comuni zero, chiaramente. Ma diciamo che il nostro comune è presente, ci sono delle cose che si devono sistemare, sembra che stanno lavorando per questo, non mi posso lamentare. Non ti puoi lamentare, bene, bene. Giacomo, allora a questo punto parliamo di obiettivi di questa Procalcio, una Procalcio che chiaramente lavora sodo praticamente dal lunedì al venerdì e poi la domenica ci sono Sabato, le partite. domenica, tutta la settimana. Tutta la settimana. Un team che ti collabora con molta attenzione. Sì, vorrei ringraziarli a tutti Se quanti. vuoi fare qualche nome. Voglio fare con la speranza che non dimentico qualcuno, perché magari... E va bene, iniziamo dal mister degli allievi, che è Flavio Peracchio, che insieme all'altro mister Leonti Federico collabora con lui. Poi abbiamo gli under 15 con mister Calabrese e Ventaloro. E poi abbiamo pure il preparatore dei portieri, che è fondamentale per la scuola calcio e per la nostra agonistica, che è Carmelo Onorato. E poi la scuola calcio, diciamo che abbiamo tutti i ragazzi giovani che stanno iniziando, ma posso dire che sono portati, hanno molta voglia. C'è un bel contatto con i ragazzini della squadra. Sì, molto. E questo è fondamentale, perché sappiamo benissimo che il rapporto poi diventa quasi personale, no? Con il maestro e l'alunno. Diciamo è personale, però sono bravi perché riescono ad essere molto... Si rapportano bene con i bambini, però ogni fascia d'età ha le sue caratteristiche. Che dirti, Giacomo, allora buon lavoro per quanto riguarda il proseguo di questa stagione 22-23, il lavoro non vi mancherà perché adesso arriveranno anche le vacanze di Natale e quindi l'impegno probabilmente sarà doppio. Parteciperete a qualche torneo? Ci stiamo pensando, sicuramente sì. Perché poi diventa anche molto agonistico questo momento per i ragazzini. Diciamo anche per non farli fermare e lasciarli, comunque la sosta non dura molto, siamo il periodo natalizio e poi già l'8 si ricomincia. Perfetto, allora auguri di buon Natale a tutto il tuo gruppo e buon lavoro. Grazie ancora a Giacomo Priolo, ospite con alcuni componenti della scuola calcio Procalcio. Noi per quel che ci riguarda ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold con la puntata di penalty incentrata sul campionato di Serie D e sui 2 gironi del campionato di eccellenza, mentre invece domani in versione on demand potrete seguire sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e sul canale social Facebook la puntata per quanto riguarda il campionato di promozione e del campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.